ragazze, salve guagliù. Scusate il picciato qui. Ci vuole. Sole splende, caldo, consistente, e Napoli vincente. Vabbè, comunque, Napoli 2, Verona 0. Dispiace per i veronesi, che comunque avevano giocato bene, avevano giocato bene. C'è stata una fase di gioco dove ci hanno letteralmente schiacciati nella nostra area di rigore, però come sempre accade, ci sta, nel calcio ci sta, ragazzi, perché comunque quante partite noi abbiamo piato a pallonato. Cagliari, esempio, proprio al 100%, piato a pallonate, e poi ce l'hanno messa in quel servizio. Però ritornando al discorso del Verona, ha giocato bene, ragazzi. A me mi fa piacere che una squadra che comunque viene a Napoli, che sono un bel po' di anni comunque è una delle squadre vincenti sia in Italia che comunque presenti nella Champions League, viene con quel coraggio di giocarsela, è giocato bene, che migliora anche un po', diciamo, l'aspetto generale del calcio italiano, del campionato italiano, no? Che le squadre che viene si giurano, come ha fatto Cagliari, viene si giura, però poi ha vinto, questo dobbiamo anche dire, però è stato un colpo di fortuna, contropiede, un tiro solo e vinsero la partita. Vabbè, lasciamo perdere, però complimenti al Verona, che comunque è una bella squadra che pressa, ci ha messo in difficoltà, pressava alto. Io penso che stanno in una fase di forma eccellente, devono solamente un po' perfezionare le azioni sotto porta, perché sinceramente l'Asia era una squadra più qualche attaccante, un po' più, diciamo, col piede buono. Là sì, è vero, Meret ci ha salvato, grande Meret e tutto il resto appresso, però ragazzi, là abbiamo fatto veramente pena in quei 15, 20, 30 minuti, non mi ricordo quando era, ma ci hanno proprio massacrati. Non è stato un bel Napoli, non mi è piaciuta la partita, soprattutto primo tempo, È stato un Napoli proprio senza gioco, senza idee, senza forza, senza coraggio, senza Napoli. È stata una squadra non da Napoli, che siamo abituati a vedere negli ultimi anni soprattutto. Fortunatamente Arkadiusz Milik 2 volte, doppietta del nostro compagno polacco Arkadiusz Milik, che ci risolve, ci leva proprio che castagna con più fuoco, come si suol dire. Assist di Insigne sul secondo gol, sul primo gol Fabian Ruiz. È il Napoli che porta questa partita a casa, 3 punti importantissimi, soprattutto mi fa piacere per Milik che aveva trovato il gol. E che gol, ragazzi, e che gol! Il primo gol è stato proprio un gol, diciamo, da attaccante verace che vuole segnare, che vuole arrivare prima dei difensori. Entrambi i 2 gol li hanno anticipato i difensori in una maniera incredibile, con quella grinta, con l'energia, con la forza. Mi è piaciuto, forza fisica, già signore, prima arriva, e così è stato il gol i 2 gol di Milik, e soprattutto il secondo gol, bel gol. E ragazzi, vabbè, ci sono sempre visti i difetti difensivi, Koulibaly che vuole prendere tutti i palloni, a volte gli va bene, a volte gli va male, a volte fa una torita, a volte si viene a munizione, pure qualche espulsione, però comunque, diciamo, mi fa piacere non aver subito gol, un po' per demerito degli attaccanti del Verona, che ripeto, un po' per merito di Meret, che ha fatto bei miracoli, ma comunque più o meno anche dopo aver lasciato, diciamo così, il pallino del gioco, soprattutto subendo alcuni attacchi del Verona, ci siamo comunque mantenuti, difesi bene, e la difesa deve essere forte anche in base al portiere. Se il portiere fa belle parate, grazie in generale alla difesa, no?
Quindi, perché comunque se il difensore non ostacola l'attaccante che sta tirando, magari gli tiri ci escono poco meglio, più angolate, Meret potrebbe pure 4 mani. Ragazzi, quindi comunque non aver subito gol mi fa piacere. Dopo vari pareggi pure 0-0, comunque niente, siamo comunque, noi ritroveremo, l'importante è vincere, ritroveremo il gioco, il bel gioco, mo ce a tratti, diciamo così, certo, senza offendere il Verona, è il Verona, non è che mo vedremo la partita contro il Salisburgo, contro l'Atalanta, come andrà a finire. Poi volevo spendere 2 paroline per quegli 4, 5, 6 imbecilli, non parlo di tutti i veronesi, ma quelli che stavano allo stadio, che parlavano sempre di questo qua. Guardate cosa succede, io posso pure fare un, vedi, qua questo è ruttando praticamente, questa è cenere tossica, gas e tutto, che oltre a distruggere una bellezza naturale, c'è la canzone Quark sottofondo, per piacere regia, oltre a distruggere bellezze naturali, sterminare milioni e milioni di persone, potrebbe anche praticamente uccidere chi non è napoletano. Vabbè, loro volevano incendiare tutto il meridione, ma queste ceneri, visto che l'Italia è piccola, potrebbero benissimamente arrivare con i venti del sud, dell'Africa del Sud, potrebbero benissimamente arrivare anche a Verona. Vabbè, comunque mi spiace. Oh, Romeo, che è successo, Romeo? Giulietta, una Napoli ha vinto 2-0, oh, Romeo, come sono triste, Romeo, Giulietta, essere o non essere tifosa del Verona, anche se perdiamo. Ah, Romeo, non lo so, Romeo, ti prego, aiutami. Ah, stronzata, giusto per scherzare, ragazzi, perché questi sono gli sfottoni, no questi qua offensivi, no questi qua. No, questi non sono offensivi, questi sono proprio criminali. Vabbè, ragazzi, sempre Forza Napoli, intanto la luce, preferiamo quella del sole, tocchiamo abbandonare. Sempre Forza Napoli, ragazzi, lasciate un like, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alla prossima partita, fate i bravi. Quando un Napoli vince mi sento più meglio, proprio rilassato. Poi adesso mi faccio una suonare, si però non lo so, mi sento proprio, sta settimana si è chiusa bene, passa la pena per vedere una vittoria del Napoli. Vittoria, doppietta di Milik, Arkadiusz Milik, sì. Un bacio a tutti, ci vediamo alla prossima partita, è sempre Forza Napoli.